Bello, bentornati su Real Napoli Football. Raga, siamo finalmente approdati in Divisione 4, stiamo facendo una scalata pazzesca, ne abbiamo scalate già 3 di divisione in questo pochissimo tempo che ci divide dalla fine della stagione e adesso cominciamo la Divisione 4 provando a prenderci subito i primi 3 punti, anche perché i punti per scalare divisione stanno salendo sempre di più come sempre, adesso ne servono 16 e la situazione si fa sempre più complicata. Cosenza Napoli. Ci siamo, Cosenza Napoli. Tra l'altro in trasferta. Vedo Koundé. Koundé. Pempe, vabbè. Una serie di fenomeni. Noi possiamo giocare con la formazione tipo e sono contento. Loro hanno i loro fenomeni. Vediamo che cosa riusciamo a fare. Tutti ai blocchi di partenza in una giornata inaugurale che ha sempre un sapore diverso dalle altre. La linea del traguardo è molto distante e il modo in cui arrivarci è ancora tutto da decidere. Ci siamo ragazzi, inizia la divisione 4, Cosenza Napoli la prima partita. Proviamo subito a partire col piede, partire col piede giusto. Attenzione, imbucata, c'è Pempe. Poi Lobotka che riesce a darla da Anghissà, giocata pazzesca di Lobotka. E poi Zielinski prova ad andare in profondità da Kvicia Kvaratskhelia. Troppo frettoloso questa cosa. Osimhen, attenzione, se la cavano qui. Se la cava qui Vitor Bahia. Osimhen per poco non beffava il portiere. Attenzione, rilancio di Vitor Bahia. Ostigard, niente da fare. Rachmani, Anghissà. Palla per Zielinski, niente da fare. Mario Rui prova a fare il break, niente da fare. Attenzione, mamma mia, Rachmani, grandissimo. E poi Anghissà, Ciughi Lozano. Abbiamo iniziato in maniera un po' strana. Rachmani recupera una gran palla. Anghissà. Rachmani, proviamo a chiudere, niente da fare. Grandissimo anticipo di Zielo. Poi Lobotka prova ad andare subito al Ciughi Lozano. Scende il Ciughi che va dall'altro lato verso Kvaratskhelia che non riesce a spizzare. Ci stanno chiudendo bene per il momento, ma stiamo giocando una gran partita. Attenzione, Mario Rui, chiude Mario Rui. Palla poi per Zielinski, per Mario Rui che appoggia a Kvaratskhelia che prova ad andare da Osimhen, appoggia per Lobotka che allarga dall'altro lato verso il Ciughi Lozano che adesso ha un po' di campo. Lozano, il cross in mezzo verso Osimhen, anticipato il portiere dal difensore che ci mette una pezza, anche se Vitor Bahia mi sembrava esserci. Attenzione, anche sta prova a restituire a Lobo, niente da fare. Rachmani, Ostigard appoggia a Meret che rilancia lungo. C'è Lobo che però è 1,25 m e quindi non prende palla. Attenzione, Ostigard su Pempe per Rachmani, palla per Osimhen che però non arriva. Break di Zielo, fantastico Zielinski qui. Poi palla a Mario Rui che l'appoggia subito ad Anghissà che prova a ridarla a Mario Rui in profondità. Bella palla Mario Rui, il cross in mezzo, c'è Osimhen, niente da fare. Lobotka ci ha messo 6 anni e mezzo per tirare e quindi palla, calcio di rinvio. Questo è Fornuto, Neccio bombine der. Vitor Bahia dice di andare tutti a fanculo. Quindi palla lunga, Mario Rui, poggia, niente da fare, attenzione, Ostigard appoggia ancora Mario Rui che allarga verso Kvicia Kvaratskhelia, Kvara dentro da Zielinski, Osimhen appoggia dietro per Lobotka, vede dentro Zielinski purtroppo non è riuscito a mettersi in posizione per tirare. Anghissà, palla per Kvaratskhelia, però mentre si gira perde la palla. Attenzione, Ostigard deve chiudere, prova a chiudere anche Lobotka per dare una mano. C'è Pempe ma c'è Di Lorenzo. Poi Anghissà dentro per Zielinski, prova il dribbling, Zielo se ne va. Zielinski che prova ad andare da Osimhen che non riesce ad anticipare il difensore. Break di Anghissà, perdiamo palla però lo stesso.
Di Lorenzo deve chiudere su Coman, attenzione Coman, Di Lorenzo, no, raga, no. Ma no, raga, no, dai. Ma dai. Una bella conclusione, non c'è che dire, ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Cioè, raga, dai. Cioè, ma che senso ha sta roba? Prendiamo un gol senza senso. Lobotka. Di Lorenzo. Palla per Anghissà. Osimhen, bella azione. Anghissà prova ad appoggiare a Lozano. Forse poteva evitare il passaggio, ma non credevo di arrivare lì con Anghissà. Lozano recupera palla dentro per Anghissà e mettono in calcio d'angolo. Dobbiamo sfruttare meglio questa situazione. Lobotka prova ad andare da Osimhen, attenzione, proviamo lo schema, Osimhen prova a spizzare, niente da fare, riescono a spazzare. Rachmani mette palla a terra. Rachmani un po' tutti isolati, Ostigard vede Mario Rui, palla per Kvaratskhelia, prova il dribbling Kvara, perdiamo palla, poi la palla la finisce a Mario Rui ancora, Mario Rui, cross di Mario Rui, Osimhen, niente, cross strano anche di Mario, vabbè. Di Lorenzo con Coman, c'è Rachmani su Pepe di Rabona ancora per Coman, attenzione, attacca il Cosenza, Rachmani, Ostigard, non ho parole. Bukayo Saka segna il 2-0, raga. Non so se l'estremo difensore potesse fare meglio, ma questa è una dimostrazione dell'importanza dell'intuito del calcio. Molto male, ragazzi, proviamo a buttarci subito un po' in avanti, ma veramente è una partita che è nata e sta continuando male. Lobotka, proviamo a riprenderci un po'. Zielinski, Zielo prova il dribbling, niente da fare, fermato da Thuram. Assurdo, come se non riuscissimo a fare nulla. Mario Rui, attenzione, deve chiudere su Bukayo Saka. Mario Rui recupera palla per Kvaratskhelia che appoggia subito a Zielinski. La ridà Kvaratskhelia, guardate, cioè, incredibile, loro hanno la velocità per fermarsi e seguirci sempre, io non capisco come. Ciuchi Lozano, appoggia a Di Lorenzo, prova a ridarla a Lozano, lo vede, ma Lozano ovviamente perde palla. Chissà, prova il break, niente da fare. Ostigard, Lobotka, palla per Osimhen, dentro per Zielinski che allarga per Krisha, Kvaratskhelia, palla lunga. Vabbè. Partitaccia fino ad ora, stanno assolutamente meritando, ragazzi. Hanno bisogno di ritrovare un po' di fiducia e giocare da squadra unita. Si riparte verso il secondo tempo, raga. Una partita veramente brutta fino ad ora. Kvara, Zielinski, si gira Zielo. Zielinski prova a metterla dentro verso il Ciuchi Lozano. Azione pazzesca. Lozano! Niente da fare, c'è Osimhen che l'appoggia e porta. E accorciamo subito le distanze con un'azione pazzesca. Osimhen ci mette finalmente il suo zampino. Grandissimo Osi, grande anche il Ciuchi e grande anche ovviamente Zielinski, ha fatto un passaggio pazzesco. Attenzione, proviamo a riprenderci un po' questa partita, vediamo se ci riusciamo. Ma Pepe segna subito, incredibile. Incredibile, ragazzi. Incredibile. L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi, non poteva arrivarci, Fabio. È incredibile. Lobotka, riproviamo. Zielinski, attenzione, Osimhen, Lobotka prova ad andare dentro, ma la palla è intercettata dal difensore. Di Lorenzo, vabbè ragazzi, però dai, ma dai. Prova a chiudere Lobo,
chiude Rachmani, palla poi per Anghissà, che prova a far correre Giannino Di Lorenzo. Di Lorenzo, provato il Ciuchi a cambiare fascia, niente da fare. Rachmani poggia a... Ma che ha fatto? Che cazzo ha fatto io? Io avevo caricato anche praticamente tutta la barra, vabbè. Rachmani, Kvaratskhelia, no, vabbè, stiamo facendo cose assurde, ragazzi. Tutto questo non ha senso. Meret fa un miracolo. Bisogna cambiare qualcosa. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Stanno succedendo cose imponderabili, vabbè. Ok, c'è Simeone on fire, ok. Doppia punta. Sì, mettere la doppia punta. Elmas, sì. Proviamoci. Simeone al posto di Anghissà. Tanto, raga, rotto per rotto. Ci proviamo. So che fa schifo sempre questa situazione. Così, questo 4-2-4 indecente, però per me a volte mi ha aiutato. Stringiamo un po' il centrocampo qua e ci proviamo io, perché stiamo perdendo 3-1 e la partita è abbastanza compromessa per il momento. Ribattiamo il Ciolito. Tanto Sciacca dalla bandierina, cross in mezzo, palla messa fuori con Kvaratskhelia che prova a far correre Zielinski dietro dal Ciuchi che appoggia per Di Lorenzo, che la ridà Zielinski, che vede il Ciolito. Simeone, cross di Simeone. Ovviamente non riusciamo ad arrivare a colpire con Osimhen. Peccato, è stata una bella azione. Cambiano qualcosa anche loro. Tanto Mario Rui va da Lobo che prova a ridarla a Mario Rui. Fantastico Mario Rui, il cross in mezzo, c'è Osimhen che non riesce ad anticipare nessuno, e poi Kvaratskhelia, la parata e il Ciuchi no, fuori gioco, non ci credo. Anche se il pubblico si lamenta, è stata una decisione presa in maniera corretta. Fuori gioco del Ciuchi. Forse un po' in ritardo, però la decisione è giusta. Vitor Baia rilancia, attenzione, Rachmani su Pempe, riesce ad avere la meglio, ma perdiamo comunque palla. Giannino Di Lorenzo non riesce a fare nulla. Incredibile. Mario Rui, Ostigard, palla per Zielinski. Ancora palla per Osimhen, no, palla senza senso di Zielinski per Osimhen, vabbè. Lobotka, niente da fare. Mario Rui. Attenzione, Mario Rui recupera palla per Ostigard. Zielinski, palla per Osimhen. Si gira Osimhen, prova a cambiare tutto verso il Ciuchi Lozano. La palla però non arriva a destinazione. Di Lorenzo recupera palla per il Ciuchi. Perdiamo palla ancora, ragazzi, e la recuperiamo. Brutta partita davvero. Di Lorenzo, palla per Rachmani che vede Lobotka che la dà a Di Lorenzo. Fantastico Di Lorenzo, allarga per il Ciuchi Lozano. Hanno recuperato tutti proprio là, vabbè, niente da fare. Lobo prova a recuperare su Griezmann. Fantastico recupero di Lobotka che va a scippare la palla a Griezmann e riparte pure Lobo che la allarga verso Grisha Kvaratskhelia. Dribbling di Kvara, se ne va Kvara, cross di Kvara, troppo sul portiere Kvara, porca puttana Kvara, vaffanculo Kvara, va bene Kvara. Baia, rilancio, in fallo laterale spero, perfetto. In fallo laterale Di Lorenzo, non so chi darla. Palla per Di Lorenzo ancora, Ciuchi Lozano, Zielinski, palla per Simeone. Ostigard riesce ad allargare per Mario Rui, palla per Kvaratskhelia che si gira, Kvaratskhelia fermato, Zielinski, niente, Mario Rui, Botman, la palla finisce poi, ovviamente Griezmann che riesce a far partire anche il contropiede,
Poi Lozano torna addirittura da Meret che rilancia lungo verso proprio Lozano ancora, niente da fare, fuori gioco addirittura di Lozano, ma vaffanculo, ma Lozano, ma do cazzo va? Ma che spascima, ma che sangue la clone, ma che sangue chi te vabbè basta. Sostituzione di giocatori. L'allenatore decide di sfruttare l'ultimo cambio a sua disposizione. Raga, la situazione è praticamente compromessa. Attenzione, Rachmani mette fuori Lobotka. Simeone niente da fare, perdiamo ancora palla. Vabbè, Pempe 4-1. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. 4-1, veniamo asfaltati dal Cosenza, ragazzi. Totalmente asfaltati dal Cosenza. Mario Rui. Brutta partita, ragazzi. Brutta partita. Kvaratskhelia comunque, proviamo a salvare almeno l'onore, ma Zielinski non riesce a ridare palla a Kvara. E prendiamo l'ennesimo contropiede. Ostigar ferma tutto. Osimhen, palla per Simeone che prova a far correre un po' il Ciughi Lozano, se ne va Lozano, prova il dribbling ma non riesce a fare nulla. Palla poi per Di Lorenzo che prova il cross dalla tre quarti, c'è Simeone e ovviamente fuori gioco, ma comunque non era riuscito a segnare. Fuori gioco di Simeone. Vitor Baia al rilancio, sta per terminare questa partita veramente brutta. Attenzione, Di Lorenzo ancora, palla per Lobotka, il Ciughi Lozano prova a cambiare tutto, Osimhen appoggia per Kvaratskhelia, clarità ad Osimhen, clarità a Kvaratskhelia, bella azione questa volta, arriva Mario Rui in area, Mario, cross di Mario Rui e Osimhen non riesce a segnare nemmeno questa volta, ragazzi. Ma che cazzo, stava solo lì alla porta, nemmeno abbiamo segnato. 5 minuti di recupero. Ma perché? Ostigar, Di Lorenzo, Simeone, palla per il Ciughi Lozano, se ne va Lozano, cross di Lozano, arriva Simeone di testa e Vitor Baia prende anche questa. Finisce qui, 4-1 ragazzi. Brutta partita. Brutta partita. Abbiamo provato un poco a rimetterci in corsa, ma li abbiamo presi su tutti i fronti, ragazzi. Giusto così. Proveremo a prenderci la prima vittoria nella prossima puntata.